Ok carissimi, buongiorno, benvenuti nella grazia e nella pace del Signore, amen. Io vorrei cominciare il nostro culto come sempre aprendo la parola di Dio. Se tu hai portato la parola nel cellulare, nella Bibbia cartacea, ti invito ad aprire in un testo biblico che si trova nella seconda lettera di Paolo Apostolo ai Corinzi e al capitolo 6, seconda Corinzi, capitolo 6, al versetto 14. Noi leggeremo alcuni versetti da quella lettera bellissima che è la lettera dell'Apostolo Paolo alla Chiesa di Corinto. Seconda Corinzi, capitolo 6, dal versetto 14. E dice così la parola di Dio. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra giustizia e l'iniquità? O quale comunione fra la luce e le tenebre? E quale accordo tra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro e io vi accoglierò e sarò per voi come un padre e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. È un testo, mi rendo conto che è un testo molto forte per cominciare il nostro culto, ma è quello che ci insegna la parola di Dio. E la parola di Dio, interessante che Gesù sempre ha detto questo: chi non è con me è contro di me, è così che dice la parola di Dio. Chi non raccoglie con me disperde. Oggi noi mediteremo proprio su questo tema, no? Vi ricordate che l'ultima volta, 15 giorni fa, abbiamo predicato sempre sulla lettera agli Efesini e abbiamo visto come evitare attitudini tossiche, no? Oggi parleremo sempre del testo che viene subito dopo, che il tema della predica è come evitare persone tossiche. Tu sai che noi abbiamo un'opera da fare che è l'opera di Dio, ma noi sappiamo anche che c'è un mondo spirituale attorno a noi che combatte contro di noi e che cerca di distruggere l'opera di Dio. E Dio permette a volte delle situazioni all'interno della Chiesa e all'interno della comunità perché noi possiamo imparare a discernere chi è chi fa le cose per la volontà di Dio e per la gloria di Dio e chi fa le cose per combattere contro Dio. Ed è questo di cui parleremo oggi. Questo è il tema della nostra predicazione. Io ti invito in questo momento ad alzarti in piedi e a cominciare il nostro culto con una preghiera. Pensa a cosa sei venuto a fare oggi. Pensa al fatto che intorno a te c'è un mondo spirituale invisibile che cerca di distruggere la tua anima e la tua vita. Perché se tu sei un vero cristiano, appena tu ti converti, tu entri a far parte, che tu voglia o non voglia, di una battaglia spirituale. E il Signore ci dice: stai attento a chi è al tuo fianco. Ho imparato una regola nel mondo spirituale: dove c'è vita c'è un parassita, dove c'è l'opera di Dio c'è anche l'opera del nemico, e noi dobbiamo essere abituati ad avere gli occhi aperti e a combattere il buon combattimento. È così che voglio cominciare questo culto. Ma questo posto è un posto sacro, perché è un posto dove il popolo di Dio si riunisce. La parola di Dio dice che Dio abita in mezzo alle lodi del suo popolo.
Dio è in mezzo a noi e Lui vuole che tu abbia la vista aperta. Lui vuole che tu stia attento a quello che tu pensi, a quello che tu fai, e tu stia attento al mondo spirituale attorno a te. Io voglio pregare proprio per questo. Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti lodo e ti benedico perché il tuo popolo è riunito in questo luogo. Signore, dove c'è 2 o 3 riuniti nel tuo nome, tu sei in mezzo a loro. E questa è la tua promessa ed è questo su cui contiamo oggi nel nome di Cristo Gesù. Signore, tu sei qua per fare un'opera, per seminare il buon seme, per far crescere i tuoi figli, per aprire la vista spirituale della tua famiglia. Signore, nel nome di Cristo Gesù, aiutaci a discernere il bene dal male. Aiutaci, Signore, a offrirti un culto questa mattina che sia accettevole alla tua persona, un culto in santità, per il tuo onore e per la tua gloria, Signore. Ti ringrazio perché, Signore, quando il popolo di Dio si riunisce come un solo uomo, miracoli avvengono. Ed è questo, Signore, che io ti chiedo. Fai un'opera profonda nella tua Chiesa questa mattina e che il tuo popolo possa uscire, Signore, questa mattina ripieno del tuo Spirito, ripieno della tua grazia, consapevole di cosa stiamo a fare qui. Adorarti e onorarti. Nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Prima di adorare, io ti invito a lasciare il tuo posto e a dare una parola di benedizione alla persona vicino a te e dietro di te, perché il popolo di Dio è un popolo che benedice, ok? Ma vai a salutare una persona che tu non conosci. Questo è un modo di rompere i ponti, rompere i muri e benedire le persone vicine. Aleluia, teu nome, Senhor. Siamo riuniti qui per lodare il nome del Signore, per celebrare colui che è degno di ogni lode e di ogni onore. E là dove c'è lo Spirito Dio c'è liber, e noi abbiamo la libertà di lodarlo, di alzare le nostre voci, le mani, il corpo, perché il nemico tante volte si impegna perché questo non accada, perché questo non succeda. Però noi siamo qui chiamati dal suo Spirito Santo, perché lui ci chiama alla sua presenza. E oggi tu sei invitato a alzare la voce, alzare le tue mani e dichiarare che lui è degno di ogni lode e di ogni onore. Amen. Tanto amore in ogni casa, Con le mani. gioia e pace scorrono, Le mani. perché Cristo ha vinto il mondo e ci ha dato libertà. E allora? E dalla
glória ao teu nome, Senhor. Lodiamo il suo nome. Amém? Aleluia. Il fiume del tuo amor per me, dalle montagne mare va, il cuore apre che guarigione e libertà mi dà. Io vivo nella verità che ogni giorno gioia dà, e sempre canterò del tuo amore per me. Canterò del tuo amor per sempre, canterò del tuo amor per sempre, canterò del tuo amor per sempre, canterò del tuo amor per sempre. Ancora una volta. Il fiume del tuo amor per me, dalle montagne mare va, il cuore apre a te che guarigione e libertà mi dai. Io vivo nella verità che ogni giorno gioia dà, e sempre canterò del tuo amore per me. Canterò del tuo amor per sempre, canterò del tuo amor per sempre, canterò del tuo amor per sempre, canterò del tuo amor per sempre. Ho voglia di ballare per la gioia che ho in me, ma se la luce mostrerò, ballerà anche il mondo di gioia come noi. Ancora. Ho voglia di ballare Dove sono le mani? per la gioia che ho in me, ma se la luce mostrerò, ballerà anche il mondo di gioia come noi. Cantiamo. Canterò del tuo amor per sempre, canterò del tuo amor per sempre. Ancora. Canterò del tuo amor per sempre. Canterò del tuo amor. Un altro per giro. sempre. Canterò del tuo amor per sempre, canterò del tuo amor per sempre, canterò del tuo amor per sempre, canterò del tuo amor per Ho voglia sempre. di ballare. Ho voglia di ballare per la gioia che ho in me, ma se la luce mostrerò, ballerà anche il mondo di gioia come noi. Hai voglia? Ho gioia di ballare per la gioia che ho. E se la luce? E se la luce mostrerò, ballerà anche il mondo di gioia come noi. Canterò del tuo amor per sempre, canterò del tuo amor per sempre, canterò del tuo amor per sempre, canterò del tuo amor. Io canterò del tuo amor per sempre, canterò del tuo amor per sempre, canterò del tuo amor per sempre, canterò del tuo amor per sempre. Alleluia al tuo nome, Signore. E dove ho fiato, Padre, è il fisico, e io le darò il tuo amore, io canterò del tuo amore, Signore, testimonierò del tuo amore nella mia vita, oh Padre. Signore, grazie perché tu hai permesso, Signore, che questo succedesse questa mattina. Tu hai permesso che tutte queste persone potessero essere qui davanti al tuo altare, Signore. Grazie, oh Padre, perché noi sappiamo che senza di te non siamo niente.
Grazie, oh Padre, perché la tua bontà e la tua misericordia si rinnovano ogni mattina nelle nostre vite. Ed è per questo, Signore, per quello che è successo durante la settimana, le lotte e le vittorie, Signore, perché senza le lotte non abbiamo le vittorie. Noi siamo qui per renderti grazie, oh Padre, per gioire, Signore, davanti al tuo altare e dire, Signore, che tu sei il Dio supremo, il Dio, Signore, inabalabile, inegualável, Signore, quello che non c'è uguale a te. Grazie, Signore, per ciò che fai per noi. Dio supremo sei. Dio supremo sei sovrano in gloria. Imparagonabile la tua bellezza, è imparagonabile la tua maestà. Non c'è? Non c'è altro Dio oltre il Signore, non c'è nei cieli, non c'è sulla terra, non c'è nel mare, Dio come il Signore. Tu puoi cantare questo? Dichiara, Signore. Dio supremo sei sovrano in gloria, imparagonabile la tua bellezza, è imparagonabile, Uguale non c'è. la tua maestà, non c'è altro Dio come Yahweh, non c'è altro Dio come il Signore, non c'è nei cieli, non c'è sulla terra, non c'è nel mare, Dio come il Signore, non c'è nei cieli, non c'è sulla terra, non c'è nel mare, Dio come il Signore. E laddove il mondo cerca altre cose, laddove il mondo cerca altri scopi, altri progetti, altri tutto, il Signore ha un progetto per te. Il Signore ha un progetto per la tua vita, un progetto per la tua famiglia, per i tuoi figli, per il tuo futuro, per quello che il Signore chiama alla sua presenza. Oggi le pietre, le rocce stanno clamando al Signore. Noi veniamo ogni giorno e le persone che non possono più dire Gesù è la via, la verità e la vita, che sono sanzionate per questo. Ma io ho la libertà di colui che mi ha amato e che mi ha chiamato per primo. È Lui che mi chiama per nome, per dire Gesù è la via, la verità e la vita. Ed è l'unico, non c'è un altro Dio. Non c'è sulla terra, nel mare. Cantiamo. Non c'è nei cieli,
che compirà e ogni patto manterrà. Alleluia. Più volte ancora tu lo dimostrerai, quel che dice tu farai, nonostante le mie difficoltà, fermo resterò ed imparerà questo cuore a confidare in te. Grande è la tua fedeltà per me, grande è la tua fedeltà per me, anche quando il sole tramonterà io ti adorerò, grande è la tua fedeltà per me. Il mondo passerà, ma la tua parola ferma rimarrà. La tua storia testimonierà che tu sei verità, nonostante le mie difficoltà, fermo resterò ed imparerà questo cuore a confidare in te. Grande è la tua fedeltà per me, oh, grande è la tua fedeltà per me, anche quando il sole tramonterà io ti adorerò, grande è la tua fedeltà per me. La mia speranza è in Cristo, sicuro in Lui sarò, un fondamento certo, no, non mi deluderà. La Chiesa. La mia speranza è in te, sicuro in Lui sarò, un fondamento certo, non mi deluderà. La mia speranza è in Cristo, sicuro in Lui sarò, un fondamento certo, non mi la mia speranza, la mia speranza è in Cristo, sicuro in Lui sarò, un fondamento certo, non mi deluderà, non mi deluderà, non mi deluderà. Grande è la tua fedeltà per me, alleluia. Grande è la tua fedeltà, che quando il sole tramonterà io ti adorerò, grande è la tua fedeltà. Glória ao tuo nome, Senhor.
Glória ao tuo nome, Senhor. Grande è la tua fedeltà. Grande è il tuo amore per noi, Signore. Non lo meritiamo, Signore, tutto questo. Ma la tua misericordia, Signore, che è su di noi, ci fa svegliare ogni mattino. Ci riempie, Signore, della tua bontà. Grande è la tua fedeltà per me. Grande è la tua fedeltà per me. Loda a te, Signore. Amém. Potete sedervi. Alleluia. Amen. Che meraviglioso momento di lode e adorazione, no? Potremmo fermare il culto qua, ma bisogna ascoltare quello che il Signore ha preparato per noi. Stiamo studiando questa lettera bellissima, che è la lettera di Paolo Apostolo agli Efesini, già da gennaio, no? Le predicazioni sono state tante e ieri ci siamo visti col pastore Caio, abbiamo detto bisogna prolungare queste prediche perché gli argomenti sono veramente tanti, profondi e possiamo veramente imparare tanto da questa lettera. Capitolo 5, versetto dal 6 fino al 10 della lettera agli Efesini, dice così la parola di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa sia gradito al Signore. Interessante che la Scrittura ci dice che noi dobbiamo combattere su 3 livelli, no? Almeno 2 di questi livelli sono parte della nostra vita quotidiana. C'è un campo di battaglia che è il cielo, che la Scrittura accenna appena noi cominciamo a intravedere qualcosa. C'è una battaglia angelica nel cielo, gli angeli di Dio che combattono contro gli angeli di Satana, no? Gli angeli caduti. Questo è il primo campo di battaglia, ci insegna le Scritture. Se tu vai nel libro di Daniele tu vedrai questo. C'è un secondo campo di battaglia che è la mente del cristiano, è lì che il nemico semina i suoi semi cattivi, no? Per i cristiani che ancora non hanno raggiunto una maturità spirituale. E il terzo campo di battaglia è la Chiesa. All'interno della Chiesa Satana cerca di seminare i suoi uomini. E la prima cosa che io voglio imparare insieme a te qui è questa. Cari miei, la Chiesa è un campo di battaglia dove ci sono uomini seminati dal nemico per distruggere l'opera di Dio. E questo noi dobbiamo essere ben coscienti di questa situazione. A volte un pastore tanti anni fa mi ha detto, Pastor Sandro, la Chiesa a volte è il posto peggiore dove noi possiamo stare. A quell'epoca io non capivo il perché questo pastore diceva in queste parole, no? Ma adesso capisco, dopo tanti anni di cammino col Signore, dopo circa 30 anni di cammino col Signore, capisco il perché lui diceva questo. Perché all'interno della comunità Satana semina uomini e donne che sono suoi agenti per distruggere l'opera del Signore.
E negli ultimi tempi la parola di Dio dice che questi uomini si moltiplicheranno. La parola di Dio li chiama in diversi modi. Li chiama falsi cristi, li chiama falsi profeti, li chiama falsi fratelli, li chiama operai fraudolenti, li chiama zizzanie. Ti ricordi che dice la parola di Dio che li chiama zizzanie? E questi sono uomini, dice la parola di Dio, che seducono il cuore di anche cristiani con vani ragionamenti, dice questo testo biblico. Ma prima di predicare io vorrei pregare insieme a te, ok? Questa era solo l'introduzione, perché questo argomento è molto delicato e questa mattina dobbiamo capire bene come sono le dinamiche della semina di questi vani pensieri nel cuore di un cristiano, ok? Preghiamo che il Signore ci parli questa mattina. Chiudi i tuoi occhi. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico perché la tua parola è così chiara. È chiara, Signore, e così affilata, ci porta luce in mezzo alle tenebre. Signore, ti chiedo che il tuo popolo possa imparare questa mattina, che il tuo popolo possa maturare, crescere nelle tue vie. Abbiamo bisogno, Signore, di crescere nelle tue vie. Grazie, Signore, perché la tua parola è così, Signore, ci fa crescere e ci fa maturare per la tua gloria e per il tuo onore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora è interessante l'ultima definizione che noi abbiamo nella Bibbia di persone che fanno vani ragionamenti all'interno della comunità per sedurre il cuore dei semplici, per sedurre il cuore di cristiani che ancora non sono maturi. La parola di Dio le chiama zizzanie, ok? Che cosa sono le zizzanie? Tante volte abbiamo predicato su questo, ma la cosa interessante, una zizzania è molto simile al grano. La parola di Dio dice che io e te siamo il risultato della semina della parola di Dio. E la parola di Dio dice che noi siamo il campo di Dio, ossia dove le spighe di grano, dove i veri figli di Dio crescono per la gloria e onore del Signore. Ma la parola di Dio dice che a un certo punto nel campo di grano dove ci sono le buone spighe che portano frutto, il nemico semina la zizzania. Che cos'è la zizzania? È una erba molto simile al grano e ha due caratteristiche ben precise. Non so se tu lo sapevi, ma la zizzania si riconosce soltanto quando la spiga di grano viene a maturazione. Due caratteristiche diverse dal grano. La prima, la zizzania non piega la sua spiga. Quando il grano è maturo, piega la sua spiga e come se si abbassasse dicendo sono pronto per la raccolta. La seconda cosa interessante, che la zizzania, il suo guscio dove contiene il seme è completamente vuoto. Quindi questa caratteristica ci fa riconoscere chi sono i veri figli di Dio e chi sono i figli del diavolo e noi dobbiamo essere sicuri che questo succede all'interno della comunità. Attenzione a una cosa, ti ricordi la parabola delle 10 vergini? Interessante che tutte e 10 le vergini aspettavano la venuta del Signore e la nostra Chiesa sta aspettando la venuta del Signore. E quando io ho visto, cari miei, questa introduzione alle Olimpiadi, chi è che ha visto questo scempio che è stato fatto di introduzione alle Olimpiadi? Una santa cena, l'ultima cena del Signore con dei drag queen che festeggiavano e facevano finta di essere i discepoli di Gesù, cosa abominevole. E stavo dicendo, quando io ho visto questa scena ho detto il palcoscenico per il ritorno di Cristo è pronto. E noi non dobbiamo mai dimenticarci che anche all'interno della comunità ci sono 5 vergini che aspettano il ritorno del Signore, che hanno la luce nella loro lampada, e ci sono altre 5 vergini che non hanno la luce della lampada, che non andranno col Signore al ritorno di Cristo. E questa è la realtà della comunità. La mia speranza è che questo numero 5, 5, 50 e 50 non sia un numero fisico, non sia un numero preciso, perché sarebbe drammatico vedere il ritorno di Cristo, il rapimento della Chiesa e la metà dei credenti, virgolette, nominali, rimangono qua a aspettare il regno dell'anticristo. È così che funziona nel mondo spirituale. Quindi queste persone sono all'interno della comunità. E guarda che cosa dice questo testo biblico molto interessante. Dice che con vani ragionamenti
vani ragionamenti cercano di sedurre il popolo di Dio. Vani ragionamenti. Allora ti faccio una domanda, sta attento. Secondo te, agire a volte come il Signore ci chiede e che ci ordina nella sua parola, è logico? È logico? Allora sta attento. Quante volte il diavolo ha tentato Gesù con la logica cristallina umana? Attento. Signore, nessuno ti sta riconoscendo quello che tu sei. Era nel deserto Gesù, digiunando e pregando e cercando di affrontare il nemico. Ok? Signore, visto che nessuno ti riconosce, sei un povero falegname di Nazareth, ok? Nessuno ti può riconoscere come profeta, nessuno ti può riconoscere come Cristo. Allora io ti porto sul pinacolo del Tempio, tu farai una cosa molto interessante, ti butti giù dal Tempio e tutti riconosceranno che tu sei il Signore perché gli angeli ti sosterranno con la loro mano. La logica che cerca di entrare in una illogica, che è la illogica spirituale. È questo che funziona nella mente di tanti cristiani immaturi che cercano una logica in tutto quello che fanno. Ossia, oggi la logica è diventata il Dio di questo secolo. Se io non capisco quello che faccio, io non lo faccio. Ti do una brutta notizia, ok? Io e te non siamo pronti per avere la logica di Dio. Sai che cosa dice la parola di Dio? Andiamo avanti di 2 slide, per favore. 2 slide. Per favore. No, indietro. Eccolo qua. Che cosa dice la parola di Dio? I miei pensieri non sono i vostri pensieri e le mie vie non sono le vostre vie. Cari miei, a volte Dio ci chiede di fare delle cose talmente illogiche umanamente parlando che noi l'unica cosa che dobbiamo fare è esattamente obbedire senza capire quello che noi stiamo facendo. Allora ti spiego una cosa. C'è un testo nella parola di Dio che dice: in ogni cosa rendete grazie perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù per voi. È logico? In ogni cosa rendete grazie. In una malattia devo rendere grazie? Sì o no? In un problema finanziario devo rendere grazie? In un problema familiare devo rendere grazie? Sì. In un disastro io devo rendere grazie? Sì. È logico umanamente parlando? No. Cristo è stato tentato fino all'ultimo. Quando era in croce, sono passati i farisei, l'hanno guardato e gli hanno detto: se tu sei il Cristo, logica, scendi giù dalla croce e salva te stesso. E ha detto il Signore Gesù: io devo fare l'opera del Padre mio. A volte, cari miei, noi abbiamo questa logica che esige una spiegazione. Allora ti posso fare un esempio molto pratico, ancora di più pratico, sta attento. Io mi ricordo esattamente quando il mio papà, quando io ero piccolino, chi è che ha mai avuto la bicicletta con le ruote? Qua, con le ruote quelle di appoggio, laterali. Ok? Sì? A un certo punto mio papà ha deciso di togliere le ruote, ok? E mi ha detto: adesso sei pronto. Ok? Dopo quante cadute ho fatto non mi ricordo, però tante. C'era una spiegazione logica per quella cosa? No, perché semplicemente mio papà ha ritenuto che in quel momento io ero pronto per fare la mia strada senza le ruote di appoggio. Non c'era io non potevo capire, l'unica cosa che capivo è: mi hanno tolto l'equilibrio, mi hanno tolto la sicurezza, mi hanno tolto quello su cui io contavo e adesso devo cadere più volte per imparare ad andare in bicicletta senza le ruote di appoggio.
E a volte è così, cari miei, che funziona. Dio ci toglie le ruote di appoggio, Dio ci toglie la logica e noi dobbiamo obbedire anche se non capiamo, perché noi le cose le capiamo come le facciamo. Ma non abbiamo bisogno di una spiegazione logica sempre, perché le nostre vie sono molto più basse. Metti al contrario questo testo biblico, ok? Metti al contrario, perché le nostre vie sono molto più basse delle vie di Dio. Sono molto più basse i nostri ragionamenti che non i ragionamenti di Dio. E queste persone che si introducono nella Chiesa, che cominciano a sedurre le persone, che cominciano a sedurre i fratelli che viaggiano all'intorno del gregge, perché è interessante che queste persone, e voglio chiarire una cosa fin dall'inizio, ok? Queste non sono persone schiave di carnalità, queste sono persone che sono coscienti di quello che stanno facendo, perché sono agenti del nemico, messe nella Chiesa, persone simpatiche, persone che ti adulano, persone che ti stimolano la tua personalità, dandoti la possibilità di capire logicamente quello che Dio dice nella sua parola e quello che a volte il pastore dice attraverso la sua predica. Perché io devo obbedire a quello che mi ha detto il pastore stamattina? Non perché te lo dico io, ma perché il Signore lo dice. Sai che cosa fanno queste persone all'interno della comunità? Fanno tre cose. Primo, cercano di introdurre false dottrine molto sottilmente, molto delicatamente, mettendo in dubbio quello che si sta facendo nella comunità. Sai che cosa loro fanno? Danno nuove rivelazioni. Ah, ma ci sono dei doni, cari miei, che voi non sapete neanche. Noi dobbiamo praticare i doni dello Spirito, come se Dio non fosse capace di farlo da solo. E sai che cosa fanno? Criticano l'autorità stabilita, perché quello è un fastidio per loro, perché quando ci sono dei leader nella Chiesa che predicano la parola di Dio, il nemico non è contento, no. Non è contento perché la parola di Dio è predicata e la parola di Dio porta frutto. Allora queste tre cose, quando una persona comincia a parlare di queste tre cose, mette in dubbio la dottrina, comincia a criticare i leaders che tu hai. E terza cosa, quando cominciano a promuovere se stessi, allora lì c'è una falsa persona che sta cercando di sedurre il popolo di Dio. Quando noi pensiamo alla parola seduzione, che cosa ci viene in mente in modo naturale? No? Cosa ci viene in mente? Una donna che seduce un uomo o un uomo che seduce una donna. Caro mio, la seduzione all'interno della comunità è molto di più. Ha a che fare con il modo di pensare. Queste persone seducono con vani ragionamenti che portano una logica umana che non hanno niente a che fare con la parola di Dio, ma loro mettono in dubbio l'autorità della parola, mettono in dubbio le autorità stabilite e promuovono se stessi. Allora ascoltami bene, adesso ti voglio chiedere una cosa. In questi ultimi anni, tu che sei stato parte di questa comunità, ok? E noi abbiamo una storia insieme. Tu hai visto persone di questo tipo passare per questa comunità? Pietro mi sta facendo. E come? Carissimi, state attenti alla seduzione. State attenti alle persone super simpatiche che ti adulano, che ti lusingano, che cercano di mettere nella tua testa che c'è sempre di più in profondità, nei doni, nella spiritualità, qualcosa di più da scoprire. Non è sufficiente quello che si predica dal pulpito, no, come se Dio non fosse padrone di questo pulpito. Dio è padrone di questo pulpito, sì, e finché io ci sono e il pastore Caio c'è, io predicherò la sana dottrina della parola di Dio. E non permetterò che qua venga predicata delle eresie. Ma fratelli, non posso farlo da solo, perché il nemico semina persone che ragionano in modo vano all'interno della comunità. In 8 anni in cui io sono qua a Treviso, cari miei, almeno 4 volte io ho visto questo tipo di persone entrare nella comunità, cercare di spaccare la comunità, cercare di fermare l'opera di Dio, ma posso dirti una cosa, l'opera di Dio non si è fermata, perché qua viene predicata la parola di Dio sana.
e il Signore sta facendo la sua opera. Sta facendo la sua opera, ma Lui ha bisogno di persone che collaborino con la sua opera, che non si facciano sedurre con vani ragionamenti. A volte, sai che ci sono 3 tipi di cose che noi dobbiamo fare, ok? C'è un modo di obbedire, sì, c'è un modo di obbedire no, e un modo di obbedire militare. A volte noi dobbiamo fare esattamente così, essere obbedienti come si è obbedienti nell'esercito. Signore, se tu me lo chiedi, io lo farò. Non ho bisogno di spiegazioni, perché noi impariamo durante il nostro cammino attraverso la pratica. È così che funziona. Non permettere al nemico di mettere nella tua testa: ti spiego io perché non devi obbedire. Giovani e adolescenti, alzate le mani, voi che siete qua. Per favore, una buona parte della nostra chiesa, ok? Pastore, perché devo obbedire ai miei genitori? Perché devo ascoltare i miei genitori? Loro che sono imperfetti, loro che non fanno esattamente quello che dicono che io devo fare, loro che non sono un esempio perfetto. Sai perché? Perché la parola di Dio te lo ordina. Punto e basta. È così che funziona. Non c'è bisogno di logica. È perché la parola di Dio ce lo insegna e noi dobbiamo fare esattamente così come la parola di Dio ci insegna. Pastore, è troppo dura? Certo, non è facile. Però io ho un esempio nella parola di Dio che mi dice così. Gesù nel giardino del Getsemani, quando il Padre gli ha chiesto di andare in croce, il Signore Gesù ha risposto: Padre, se può, passi da me questo calice, ma non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Lui ha obbedito militarmente, perché sapeva che il piano di Dio Padre era per la salvezza degli esseri umani, e lui è andato fino in fondo, ha dato la sua vita per me e per te, e non ha permesso al nemico di mettergli in testa che bisognava capire logicamente quello che lui stava facendo. Non c'era niente da capire, c'era solo da agire. E a volte noi dobbiamo agire e smettere di ascoltare voci che vengono dall'inferno, che ci vogliono dire logicamente che cosa io devo fare o non fare. Hai capito la parola di Dio? Quindi la prima cosa, cari miei, noi abbiamo il diritto di capire, sì, ma dobbiamo capire agendo, non con la logica. Ci sono delle volte che la logica ha preso un posto troppo alto nelle nostre vite, è diventato l'idolo della modernità, e Dio ci spiega le cose per quello che possiamo capire. Secondo punto, come possiamo combattere questi ragionamenti? La parola di Dio ci dice in questo testo di Efesini, dice: voi eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce. C'è una frase di un filosofo molto interessante che ci aiuta a riassumere questo principio, che è la seguente: diventa ciò che tu sei. Te lo ripeto, diventa ciò che tu sei, o meglio ancora, diventa ciò per cui Dio ti ha creato. Ok? Ancora meglio è questo principio. E la parola di Dio ci dice in questo testo che prima eravamo tenebre, ma ora siamo luce nel Signore. Qualcosa di straordinario nella nostra vita quando abbiamo conosciuto Cristo come personale Salvatore e Signore è successo, e Dio istantaneamente, radicalmente e completamente per sempre ci ha trasformato da tenebre in luce. Pastore, che cosa c'entra con questo, con persone che Satana semina nella comunità? Te lo spiego subito. Allora sta attento. Oggi noi viviamo in un'epoca in cui stiamo umanizzando tutto, ossia stiamo secolarizzando perfino le comunità cristiane. La psicologia è entrata a far parte delle comunità cristiane come una logica assoluta che può risolvere i problemi della comunità cristiana. Noi esseri umani abbiamo qualcosa che si chiama anima,
E la nostra anima è un posto, è interessante nella lingua greca la differenza tra anima e farfalla. Tu sai qual è? Nessuna. Tu sai che cos'è una farfalla, no? Una farfalla è una cosa talmente delicata, talmente fragile, no? La parola anima e la parola farfalla hanno la stessa identica radice. La nostra anima è qualcosa di fragile e di delicato. E la psicologia moderna dice questo, dice la seguente cosa, che i nostri problemi della nostra anima derivano da 3 cose. Primo, il nostro passato traumatico, le circostanze che noi stiamo vivendo, e terza cosa, la nostra biologia, ossia ci sono delle cose biologiche che noi dobbiamo risolvere per risolvere i nostri problemi personali, no? Di fatto, se io do la colpa al mio passato, se do la colpa alle circostanze, se do la colpa alla mia biologia, io tolgo di fatto la responsabilità alla mia anima di essere un peccatore senza speranza. È vero o no? Sì o no? Ci sono predicatori che dal pulpito dicono: ah, poverini i miei figli che hanno subito traumi durante tutto il loro passato, oggi si comportano così perché sono traumatizzati. Caspita, fratelli, è terribile questo, perché nella psicologia non esiste il concetto di peccato, non esiste il concetto di ravvedimento, non esiste il concetto di santità, non esiste il concetto di glorificazione del nostro Signore, non esiste il concetto di adorazione, non esistono questi concetti nella psicologia moderna. Faccio un appello ai ragazzi che prima o poi entreranno nell'università: abbiamo bisogno di psicologi cristiani che predicano nonostante tutto, e nel loro studio, che un giorno io sogno con una schiera di psicologi cristiani che quando arriveranno i pazienti parleranno di perdono, di ravvedimento, di santità e di tutte queste cose che, gloria a Dio, io vedo già una generazione che può fare questo, ok? Ma preghiamo per questi giovani, perché il Signore, io vi manderò un desiderio di essere degli psicologi cristiani, pregherò e metterò le mie ginocchia per terra da oggi in poi, ok? Affinché voi possiate entrare in questa logica. Il mondo ha bisogno di cristiani che predicano la parola di Dio anche negli studi psicologici, ok? Ma sta attento, noi abbiamo bisogno di questa generazione, ma la cosa che noi dobbiamo capire è che noi prima di diventare luce, noi eravamo tenebre. E quando noi ci rendiamo conto che quando abbiamo incontrato il Signore Gesù come nostro personale Salvatore e Signore, istantaneamente siamo passati dal colore nero notte al colore bianco sfolgorante, lavati col sangue di Cristo. Ma noi abbiamo fatto un incontro personale col Signore che ha cambiato in modo radicale la nostra vita. L'Apostolo Paolo, quando ha incontrato il Signore Gesù, ti ricordi che cosa è successo? È caduto a terra, dice la parola di Dio che la luce è sfolgorata tutta intorno a lui e la sua personalità è cambiata in modo istantaneo, radicale e costante, perseverante. Perché? Perché la natura di Dio è entrata dentro di lui. E quando io sono cosciente di questo, sai che cosa succede? Succede che non ho più bisogno di partecipare alle opere infruttuose delle tenebre, non ho più bisogno di ascoltare pettegolezzi, non ho più bisogno di partecipare a quei raduni, ok? Di persone che parlano male gli uni degli altri. Quante volte, fratelli, nella comunità cristiana, nella mia storia, ho visto i gruppetti delle chiese parlare male uno dell'altro, a insultarsi l'uno con l'altro, seminare a destra e a sinistra dicerie, maldicenze, calunnie. Quante volte ho visto questo? Quante volte ho visto la Chiesa spaccarsi? La mia storia. Io dico: Signore, sarà che un giorno veramente nel cielo non ci sarà più questo? Perché ho vissuto talmente tante volte questa realtà che la mia paura, entro nell'eternità e ci saranno i gruppetti di appartenenza. Pentecostali contro battisti, battisti contro fratelli, fratelli contro presbiteriani. Dico: Signore, finalmente quando la Chiesa sarà rapita nell'eternità, in quel momento tutte le chiese cristiane di tutto il mondo saranno una sola Chiesa e gloria a Dio. Non ci saranno le denominazioni, ci sarà adorazione e servizio. Che bello, gente.
Ma quando io sono cosciente che il Signore ha fatto un'opera profonda, radicale in me, che sono diventato luce nel Signore, io non parteciperò all'opera delle tenebre. Sai perché? Perché sarò talmente innamorato del mio Signore che questo mi basterà. Non ho bisogno di pettegolare, non ho bisogno di parlare male, di calunniare altri per sentirmi qualcuno. Fratello, sorella, non cadere nella trappola di falsi fratelli che parlano male degli altri. Ama la tua comunità, ama i tuoi fratelli, servi il Signore, perché un vero servo non ha tempo di pettegolare. Guarda le necessità che ci sono attorno a te, basta che tu giri lo sguardo a destra e a sinistra, dietro, davanti, e tu vedrai 1000 necessità a cui provvedere. Non c'è tempo per un servo. Ti ricordi cosa Gesù ha fatto nell'ultima cena? Lui stava mangiando. Ascoltami bene, ascoltami, guardami. Ti ricordi che cosa Gesù ha fatto nell'ultima cena? Lui stava mangiando e dice la parola di Dio che durante la cena, durante, non dopo che ha riempito lo stomaco, ok? Durante la cena, dice che ha lasciato il suo cibo, si è alzato, si è tolto la veste, si è rivestito di una asciugamano, okay? E ha cominciato a lavare i piedi ai suoi discepoli. Ti ricordi questa scena che tu trovi nel libro di Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 13? Meravigliosa questa scena. E io mi immagino, ascolta, questa veste, tu sai che la veste di Gesù era una veste cucita, senza cuciture, no? Era la veste di un re o di un rabbi, ossia di un insegnante. Lui si è tolto questa veste, bianca, pulita, regale, e si è cinto di un asciugamano. Ossia, se l'è messo in vita e dopo che lavava i piedi, ha asciugato i piedi. E fratelli, a volte, io non so, mi faccio delle domande da pastore, da teologo, no? E dico, come era ridotta quell'asciugamano dopo 24 piedi? Stai capendo quello che ti dico? Certo non profumava di Chanel numero 5, certo non era pulita, ma Gesù ha visto un bisogno, nessuno gliel'ha chiesto, si è alzato, ha cominciato a servire. Gesù non ha criticato nessuno, lui ha servito perché c'era bisogno. Un giorno io sogno con una comunità che si chiamerà la comunità dei piedi puliti. Hai capito? Fratelli che non hanno vergogna delle debolezze degli altri, si alzano e servono. Perché criticare, gente, è la cosa più semplice del mondo. Tu ti siedi, e questa è la regola che io ho imparato in 30 anni. Quando tu ti siedi, automaticamente tu fai questo. E tu sai che questa pistola ne ha uccisi molti di più che le pistole con i proiettili veri. Sai questo? Attento all'uso della tua lingua. Questi uomini e queste donne inserite dal nemico nella comunità fanno questo, sparano costantemente. Ma quando noi siamo coscienti che essere luce, dopo aver incontrato il Signore, noi non abbiamo più bisogno di nient'altro che non godere ogni giorno di questa realtà. Allora, ultima cosa su questo punto che ti voglio dire. Sai qual è il nostro grande problema? È che noi non siamo coscienti di essere passato dal nero tenebra al bianco splendente. A volte noi ci sentiamo un grigio pallido. È così che funziona. Nella nostra mente noi non siamo cambiati talmente tanto da poter essere figli della luce. Perché noi non abbiamo coscienza dell'opera che Cristo ha fatto in noi. La parola di Dio ci dice che noi siamo nuove creature. Perché la parola di Dio usa questo termine, nuove creature? Perché non siamo il miglioramento di qualcosa che eravamo prima,
ma noi siamo completamente nuovi. La parola di Dio dice che noi siamo una stirpe eletta, un reale sacerdozio, gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiamo le virtù di colui che ci ha chiamato dalle tenebre alla sua luce. Tu sei una persona completamente nuova, non hai bisogno di partecipare alle opere delle tenebre. Non hai bisogno di fare questo, non hai bisogno di pettegolare, perché se tu sei innamorato di Cristo e dell'opera che Cristo ha fatto in te, tu non hai bisogno di essere partecipe di queste opere delle tenebre, cari miei. Stai lontano da persone che predicano le tenebre vicino a te. E arriveranno, ok? Arriveranno di nuovo. Io sto avvisando la Chiesa, come un profeta di Dio. Stai attento che queste persone arriveranno di nuovo. Ricordati, 3 caratteristiche di queste persone. 1, sottilmente cercheranno di mettere in crisi la sana dottrina di Dio. 2, cominceranno a criticare i leaders della Chiesa. 3 cosa, promuoveranno se stessi per portare la propria gloria a sé. Ok? 3 caratteristiche. Fai un'analisi continua di questa situazione nella Chiesa. Quando qualcuno comincia a parlare male, allontanati, perché noi non possiamo metterci sotto lo stesso gioco di persone che fanno al contrario di quello che Dio sta facendo in questa comunità. Amen? Ultima cosa che voglio dirti questa mattina è quello che si trova, in realtà non è l'ultima volta, perché sempre io faccio così, dopo il Signore mi spinge sempre a parlare di più. Ok. Terza cosa, facciamo così, terza cosa. Dice così il testo: poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia, verità, esaminando che cosa sia gradito al Signore. Se io sono cosciente di essere un figlio della luce, io porto frutto. E la parola di Dio ci dice che queste tre caratteristiche di questo frutto del carattere cristiano sono importantissime e sono insieme per un motivo ben preciso. Allora sta attento. Il primo che viene citato è la bontà, il secondo è la giustizia e il terzo è la verità. Questo triangolo del carattere cristiano è fondamentale che sia sempre unito insieme, perché se non è insieme qualcosa non sta funzionando. Il primo: se il mio carattere è un carattere buono, che non è buono secondo i parametri del mondo, allora io sono un cristiano maturo. Che cos'è bontà? Bontà è la predisposizione di Dio ad amare senza condizioni, soprattutto senza desiderio di essere ricompensati. La bontà quindi è promuovere il benessere dell'altro senza chiedere nulla in cambio. Quando è che io faccio le cose con bontà? Quando il mio amore è senza ipocrisia, come dice la lettera ai Romani, l'amore sia senza ipocrisia. Allora, io non so se ti è mai capitato, no? Mogli, alzate le mani qua. Le mogli, per favore, alza bene la tua mano, ok? Hai mai preparato una buona cena al tuo marito, cercando di fare il meglio di te, e tuo marito lo assaggia e dice: non mi piace. Questo capita a casa mia anche al contrario, ossia mia moglie a volte ritarda dal lavoro, chiaramente io sono nell'ora pranzo, no? Preparo io preparo il cibo, arrivo a casa, assaggia, non è così che si fa. Gente, è devastante, ok? Tra l'altro un uomo che sta imparando a cucinare, è devastante questo. Proprio demolisce la tua autostima. No? Demolisce la tua autostima. Ma è interessante che tu, quando fai le cose, ti aspetti che qualcuno ti dica: bravo, complimenti, hai fatto una cosa meravigliosa. Posso dirti una cosa, una regola fondamentale del servizio cristiano:
fai le cose senza aspettare nessun grazie. Questa è una regola che ti darà una libertà tremenda, perché così non ti aspetti grazie da nessuno, ma l'applauso tuo viene dal cielo. È là che tu devi andare a cercare il like, ok? È là che tu devi andare a cercare l'applauso, perché quando il Signore ti applaude, nessuno ti toglie l'applauso. Ti ricordi quando Gesù è entrato in Gerusalemme? Tutti lo applaudivano, tutti alleluia, gloria a Dio. 3 giorni dopo che cosa è successo? Tutti dicevano crocifiggilo. Questo è l'applauso del mondo. Quando io cerco l'applauso del mondo, io sarò grandemente deluso, ma quando cerco l'applauso di Dio, nessuno me lo toglie. Bontà è fare le cose senza aspettarsi nulla in cambio, nella famiglia, nella chiesa, nel posto di lavoro. Ed è interessante che le persone che fanno il meglio per la gloria di Dio, e oggi il messaggio sarà lungo, ok? Le cose che fanno il meglio per la gloria di Dio sono quelle più bastonate. Ti ricordi della storia di Giuseppe, figlio di Giacobbe? Ogni posto che lui visitava, lui faceva il meglio. Ed è stato quello più bastonato di tutti, però Dio poi l'ha portato alla gloria. E ha detto, tu sì che adesso sei maturo per prendere in mano, e lui è diventato viceré d'Egitto. Non si muoveva una foglia senza che Giuseppe diceva si fa o non si fa. Ma Dio ti sta preparando, caro mio. Quando io comincio a entrare in questa logica di bontà, sia fare le cose senza chiedere un ritorno, il Signore ti sta preparando per un ministero ancora più grande, più alto, per un servizio più profondo, per stare più vicini a Cristo. Tu vuoi stare più vicino a Cristo, sì o no? È così che il Signore ci insegna. Fai le cose con bontà, ossia senza chiedere nulla in cambio. Però sta attento, la bontà non può restare da sola, perché la bontà richiede a fianco a sé la giustizia. Giustizia è agire conformemente ai parametri di Dio in ogni caso e in ogni situazione, e la giustizia ha un costo. Fare ciò che è giusto ha un costo molto elevato. Far funzionare bene la tua famiglia ha un costo, sì o no? Fare bene il proprio lavoro ha un costo, sì o no? Oggi me la prendo con i giovani. Essere promossi con buoni voti ha un costo, sì o no? Sì o no? Ragazzi, non mollate, perché voi siete luce nelle tenebre. Dovete risplendere nel mondo. Un giorno un cristiano ha detto una frase molto interessante. Ha detto, non sono le nostre tenebre che ci spaventano, ma la nostra luce. Perché se noi splendiamo in mezzo alle tenebre, noi diamo la libertà agli altri di imitarci e di dire, se lui ce l'ha fatto, ce l'ha fatta, se lei ce l'ha fatta, posso farcela anch'io. È difficile risplendere, vero o no? Leggevo stamattina proprio, molto interessante, la storia di Simone Biles. Chi è che conosce questa ginnasta americana? Ha vinto 40, è una tappeta di 1,40 m, ok? Una ginnasta americana. Questa ragazza ha una storia terribile, ok? Ossia, è stata adottata dai nonni, è stata abusata da piccola, poi è entrata nella squadra americana, è stata abusata dal suo allenatore. Ma questa cosa che c'era dentro di lei ha creato una molla dentro di sé che l'ha spinta a fare il meglio, ad eccellere. E oggi questa tappetta, che se tu la vedi, ho visto una foto in fianco a Shaquille O'Neal. Sai chi è Shaquille O'Neal? Lei è 1,42 m, no? Shaquille O'Neal è un ex giocatore di basket che era 2,16 m. Tu la vedi, sembra l'articolo Hill, no? Ma questa ragazzina ha vinto 40 medaglie tra olimpiche e campionati mondiali. Se tu la vedi volteggiare, è una roba impressionante, incontenibile. Okay? È la migliore ginnastica di tutti i tempi.
Però che cosa ci dice questo? Che per fare le cose giuste bisogna pagare un prezzo. E lei ha pagato un prezzo altissimo per essere dove lei è. Noi come cristiani non solo dobbiamo essere buoni e fare le cose senza niente di ritorno, ma dobbiamo pagare un prezzo per quello che facciamo, perché la bontà senza la giustizia, ossia senza pagare un prezzo, è buonismo, è sentimentalismo, ma noi abbiamo bisogno di pagare un prezzo perché il nostro carattere sia un carattere maturo. E ultimo, insieme alla bontà e alla giustizia, la parola di Dio dice che ci vuole anche la verità, ossia un cristiano vero, maturo, deve accettare la verità per quello che è, assoluta, cruda e talmente schietta che non ci puoi girare intorno. Allora sta attento, perché un cristiano moderno, ascoltami bene che adesso dico una cosa importantissima, fa fatica, ma molta fatica, a passare almeno un'ora al giorno in un rapporto personale col Signore. Ti ricordi che cosa Gesù ha detto nel giardino del Getsemani ai suoi discepoli? Non siete stati capaci di stare con me nemmeno una, fratelli, buongiorno, una ora. E un'ora è il minimo, ok? Almeno un'ora, ha detto Gesù. Ah, pastore, perché io ho poco tempo. Questa è la scusa peggiore in assoluto, ok? Io mi ricordo quando ero fidanzato con mia moglie, 31 anni fa. Ah, quando c'era da andare a incontrarla, la gente facevo carte false e trovavo tutto il tempo del mondo. Andavo a letto alle 6 di mattina perché io facevo turni, ma alle 9 ero pronto per andare a incontrare la mia fidanzata perché ero innamorato. Ok? Sei innamorato di Cristo? Perché la scusa non ho tempo non funziona col Signore. Sai perché noi facciamo fatica a stare nella presenza di Dio? Perché la parola di Dio è vivente, è efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra nella divisione dell'anima e dello spirito e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non c'è nessuna creatura che sia occulta davanti a Lui, ma ogni cosa è nuda e scoperta davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere ragione. Sai perché facciamo fatica? Perché il Signore attraverso la sua parola penetra nei nostri sentimenti più oscuri, fa luce là dove non c'è luce e a noi non ci piace proprio. È questo il senso. E la parola di Dio dice che noi dobbiamo avere la verità dentro di noi. Quando Dio comincia a dirci delle verità che riguardano il nostro cuore, non ci piace. Non ci piace. Io adoro il mio Signore, sai perché? Tutte le volte che vado a predicare o a Padova o a Belluno, la cosa che io faccio sempre è gli dico: Signore, siediti qua in fianco a me e parlami. Ma quante cose, Signore, ma veramente io sono così? Ma veramente io devo lasciare questa cosa? Ma veramente ti devo dare anche questo? Quando il Signore comincia a dirci delle verità riguardo del nostro cuore, a volte è terribile, terribile. Ma la parola di Dio dice che noi dobbiamo accettare la verità a riguardo a noi, perché altrimenti non possiamo predicare la verità agli altri. È semplice dire a una persona che è un peccatore. È semplice che tu dica a un tuo collega di lavoro, a un tuo compagno di classe, sei un peccatore che merita l'inferno. È semplice. Fratelli, è semplice. Ma se tu non maturi questo nel tuo cuore, tu non puoi predicare la verità. E tu devi accettare quello che Dio dice di te. Oggi, se tu non hai Cristo come tuo personale Salvatore e Signore, tu vai all'inferno seduta, stante.
Ah, pastore, ma io non credo nell'inferno. Il problema è tuo. Il problema è tuo. Ed è interessante che l'inferno non è stato creato da Dio, perché tu sai che nella mentalità popolare Satana regna nell'inferno. È la teologia più sbagliata che esista, perché l'inferno l'ha creato il Signore e l'ha creato apposta per gli angeli ribelli. Dio non ha creato l'inferno per l'uomo, ok? Ah, pastore, ma Dio mi manda all'inferno. Dio non ti manda all'inferno, sei tu che ci vai con le tue gambe quando decidi di non credere in Lui. È così che dice la parola di Dio. E la verità è questa, cari miei. E se noi non accettiamo questa verità, noi non possiamo predicare questa verità. Io ero destinato all'inferno come tu, finché Cristo non è entrato nella tua vita e ha cambiato in modo radicale la tua anima. E adesso tu puoi accettare questa verità. E quando Dio viene con le sue verità, parlandoti ogni giorno, cercando di farti mollare i tuoi peccati, tu non digli non ci credo, non voglio, non è per me. Digli ok Signore, se tu mi dici questo io ci credo, questa è la verità di Dio. Sai perché Giovanni Battista predicava contro il re che aveva per moglie la sua cognata? No, quello che è. La moglie di suo fratello, no? Giovanni Battista gli hanno tagliato la testa perché lui predicava questa verità. Ma sai perché lui predicava la verità? Perché lui aveva accettato la verità di Dio. Quindi bontà, giustizia, verità sono parte del nostro carattere cristiano. Quando noi abbiamo sviluppato questo carattere, noi non daremo ascolto a persone che vengono a noi con vani ragionamenti, perché saremo persone mature. Adesso veramente ti dico l'ultima cosa, ok? Promesso. E voglio leggerti questo salmo, che è il salmo numero 73. Questo salmo ha sconvolto la mia vita questa settimana, ok? Salmo numero 73, leggeremo alcuni versetti sparsi. Bravo. È un grande salmista che a un certo punto si interroga sulla realtà del mondo spirituale, no? E allora sta attento cosa dice all'inizio. Dice, quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero, poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi, perché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito. Non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini, perciò la superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un manto. Sai perché ci affascinano le persone che non fanno la volontà di Dio? Perché sono persone in salute, sono persone che hanno successo nella vita, sono persone che sono ricche, sono persone che quando aprono bocca le persone lo ascoltano, sono persone che non hanno nessun tipo di problema. Ok? E queste persone Satana le mette nella comunità per affascinare e sedurre il cuore dei semplici. E questo salmista si è chiesto, Signore, perché questo? Io non riesco a capire. E la risposta viene un pochino dopo, che dice così. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua. Quindi non ragionare su questo, semplicemente arriva a questa conclusione. Finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, tu li fai cadere in rovina, come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili. Allora sta attento. Ho scoperto una cosa nella parola di Dio, che i figli di Dio sono soggetti a disciplina. Sei convinto insieme a me? Se Dio ci ama, ci disciplina. Se non c'è disciplina, non siamo figli di Dio. Gli empi che sono pieni di sé non sono mai disciplinati dal Signore, se non con una disciplina alla fine della loro vita, che è una disciplina chirurgica. Dio li taglia dalla loro presenza e loro sono destinati alle fiamme eterne, mentre noi disciplinati siamo destinati
a stare col Signore per sempre. È questo che dice la parola di Dio. Okay? Quindi se un giorno, speriamo tanto in là, okay, entrerà in questa chiesa, cosa di cui sono praticamente sicuro, certo al 100%, una persona che parla male dell'autorità, che cerca di introdurre false dottrine, oppure che promuove se stesso, fratello o sorella, sei luce in mezzo alle tenebre, non essere partecipe di quest'opera. Seconda cosa, tu sei una persona che il Signore, su cui ha investito il Signore. Lascia che il Signore agisca nella tua vita, perché nel tuo carattere ci sono bontà, giustizia e verità. Sfruttale al meglio, promuovi il carattere cristiano e tu non sarai partecipe di quest'opera. Tu fai parte delle 5 vergini che saliranno col Signore, non farai parte delle 5 vergini che rimangono fuori dove c'è il pianto e lo stridor di denti. Amen? Possiamo pregare? Allora, in battaglia, ok? Ti ho dato strumenti per riconoscere queste persone, sì o no? Sai riconoscere il denaro falso adesso? Sì? Così, cari miei, la Chiesa è un campo di battaglia. Non possiamo mai dimenticarlo. Ok? Ma il Signore ci dà la vittoria. Signore nostro Dio, nostro Padre, in questa Chiesa, come nelle nostre chiese di origine, io sono sicuro che abbiamo incontrato persone di questo tipo, falsi profeti, falsi fratelli, che hanno cominciato a cercare di distruggere l'opera di Dio. Ma la tua Chiesa è ancora viva, la tua opera è ancora viva, Signore. E io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che il tuo popolo questa mattina possa ritenere questa parola che è stata data e che il diavolo non venga via a portarla dalle loro menti e dai loro cuori. Signore, aiutaci a discernere il mondo spirituale, ad aprire gli occhi, Signore, sulla realtà che ci circonda, a essere dei buoni combattenti, a vincere sulle situazioni che il nemico metterà di fronte a noi, a essere un popolo santo. Signore, io ti ringrazio perché quando la tua parola è seminata non torna mai a vuoto. Benedici, Signore, la nostra settimana che verrà e che questo sia oggetto di meditazione ogni giorno fino alla prossimo incontro, Signore, domenica prossima. Grazie, Padre, per l'occasione che ci dai di maturare nella tua presenza, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Possiamo alzarci in piedi e ringraziamo Dio per la sua opera. E adesso è giusto il momento delle nostre primizie, delle nostre decime, delle nostre offerte per far avanzare l'opera del Signore. Ok? Sì, dopo la facciamo dopo. Danza amore. Danza amore in ogni casa, gioia e pace scorrono, perché Cristo ha vinto il mondo E ci ha dato libertà. e ci ha dato libertà. Ed allora
tuo nome, gloria sia soltanto a te, Signore. Grazie per la tua bontà, Padre, verso di noi. Grazie, Padre, per queste offerte che sono state portate qui nel tuo altare, Santo Padre. Grazie per la tua parola che è stata letta, Padre, insegnata questa mattina. Noi lodiamo il tuo nome, Padre. Prendi cura, Signore, dei nostri cuori, Padre, ogni momento. Il nostro cuore è debole, come così afferma la tua parola, Signore. Gloria al tuo santo nome. Grazie di tutto, Signore. Amen. Potete sedervi. Ok, è arrivato il momento della nostra cena del Signore, ok? Io invito già i diaconi per favore a prendere i vassoi. Ok, George, Jonas, va bene. Carissimi, la cena del Signore è un momento importantissimo per la comunità, ok? La parola di Dio ci dice che è un memoriale, almeno questa nostra comunità vive la cena del Signore come un memoriale, ossia come un ricordo di cosa Gesù ha fatto per noi, ok? Non c'è niente di mistico, il pane non si trasforma in corpo di Cristo, il vino non si trasforma in sangue di Cristo, ma sono degli elementi che ci ricordano che cosa Cristo ha compiuto sulla croce per ciascuno di noi, no? Venite pure, sì. E perciò è anche un momento di analisi. La parola di Dio dice che noi non dobbiamo affrontare la cena del Signore senza fare un'analisi della nostra vita, ok? Per non prendere indegnamente questi elementi, va bene? Quindi in questo momento io ti invito, tu che hai deciso di partecipare alla cena del Signore, ti invito ad alzarti in piedi e quando hai preso gli elementi ti puoi risedere in modo che i diaconi possano vedere chi ha preso e chi no. Affido me stesso con ciò che sono per te, Signore. Il mondo mio è nelle tue mani, io sono tuo per sempre.
Amen. Tutti avete ricevuto gli elementi? Sì? Carissimi, non so se state percependo la presenza di Dio in mezzo a noi. Io sento proprio la presenza dello Spirito Santo in un modo meraviglioso. La sua dolcezza, la sua parola, no? E veramente Lui vuole avere comunione con noi. Ok? Il problema della comunione con Dio non è Dio, siamo noi. Ok? È interessante che nell'ultima cena Gesù, le ultime ore di vita, io non so cosa tu faresti se fossi cosciente che stai per morire, no? Sai che cosa ha scelto Gesù di fare? Di stare insieme ai suoi discepoli. Discepoli che lo avrebbero tradito, Pietro addirittura ha imprecato contro la conoscenza di Gesù, no? Così dice la scrittura, ma Gesù ha desiderato grandemente di stare insieme a loro negli ultimi istanti di vita. Allora questo ci dice una cosa importante, quanto tu sei prezioso per Dio. Ti basta questo? Quante volte noi ci chiediamo, Signore, ma quanto valgo io? Vali tanto quanto la vita di Cristo. È sufficiente per te? Sì o no? Cristo ha dato la sua vita perché la mia anima e la tua anima potessero avere vita eterna. Questo è il nostro valore per il Signore. Prendi questa verità, tienila stretta, perché il nemico verrà per dirti che non vali niente. Ma Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non muoia ma abbia vita eterna. Tu vali sì per Lui. Ok? Ti invito ad alzarti in questo momento e ricorda che questo rappresenta il corpo di Cristo che è stato spezzato sulla croce. E la parola di Dio in Isaia 53 dice che mediante i suoi lividi, le sue ferite, noi siamo stati guariti. Ossia la cosa non è che deve avvenire, è già successa. La guarigione della tua anima è già successa. Semplicemente dobbiamo afferrare questa verità e dire, Signore, io appartengo a te, come abbiamo appena cantato. Amen, Chiesa? Prendiamo insieme. Signore, ti ringraziamo perché l'opera di Cristo sulla croce per noi è perfetta. Noi non siamo più tenebre, non siamo grigio, non siamo rosso, non siamo giallo, ma siamo luce nel Signore. E Signore, che questa verità rimanga profondamente impressa nel cuore del tuo popolo. Siamo stati rigenerati, siamo stati santificati, siamo risorti, unti, scelti e predestinati alla gloria. Signore, che possiamo afferrare questa verità e farla nostra nel nome di Cristo Gesù. Amen. Dopo aver condiviso il pane, il Signore ha condiviso il calice con il vino che rappresentava il suo sangue. Interessante che il vino che rappresenta il sangue di Cristo è quello che ha spezzato ogni catena spirituale malvagia nella nostra vita. La parola di Dio ci dice nella lettera di Pietro, voi non siete stati riscattati con cose corruttibili come oro, argento, dal vano modo di vivere dei padri, ma col prezioso sangue di Cristo. Perfino i peccati generazionali sono stati tagliati e spezzati dal sangue di Cristo. E il sangue di Cristo ha valore sì, è potente per spezzare qualsiasi peccato. E noi dobbiamo renderci conto di questo. Amen? E io vorrei fare una cosa che faccio di solito, ok? Che mi piace tantissimo, perché oggi noi nell'epoca moderna abbiamo tutti questi calici, no? Ognuno c'ha il suo, no? Ma la parola di Dio dice che nell'ultima cena c'era un calice, va bene? Un calice. Allora noi faremo diventare a questi piccoli calici un calice solo. Come?
noi cambieremo i nostri calici con i nostri fratelli e daremo una parola di benedizione. Così il tuo calice andrà a finire dove tu non sai, ma sarà un unico calice condiviso alla gloria e onore del nostro Signore. Amen? Quindi lascia il tuo posto, cambia il calice con un fratello, una sorella, un amico, una persona sconosciuta e dai una parola di benedizione perché il popolo di Dio benedice. Amen. Dio ti benedica. Amen. Amen. Dio ti benedica. Amen. Possiamo tornare al nostro posto e ricordando che questo rappresenta il sangue di Cristo che è stato versato per noi sulla croce, rendendoci perfetti e liberi, prendiamo insieme. Nostro Dio, nostro Padre, grazie Signore per la tua Chiesa che celebra questo momento nella tua presenza. Ti chiedo Signore che questo sangue ci renda coscienti della grande opera che tu hai fatto in noi. Ci hai portato dalla tenebre alla luce e noi siamo tuoi, Signore. Nessuno ci toglierà dalla tua mano. Il nemico non viene se non per distruggere, uccidere, ma tu sei venuto per darci vita e vita abbondante. Grazie Signore per questo. Benedici il tuo popolo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Possiamo cantare una canzone per chiudere il nostro culto e vi faccio lavorare, vi do gli straordinari, ok? Tranquilli. Promesse. Promesse.
per me. Anche quando il sole tramonterà, io ti adorerò. Grande è la tua fedeltà per me. Amen. Sigilliamo questo culto con una preghiera finale e che il Signore possa benedire la nostra settimana, ok? Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo per aver visitato il tuo popolo questa mattina con tutto quello che abbiamo fatto insieme. E adesso, Signore, che affronteremo la nostra settimana, forse ci saranno difficoltà, ci saranno problemi, ma sappiamo, Signore, che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Gesù Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.